pensiamo che vadano migliorati gli interventi sulle pensioni, soprattutto sulle pensioni delle persone più fragili, vada assolutamente scritto nella norma che riguarda la defiscalizzazione dei contratti di primo livello che devono essere quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e allargata alla platea, perché altrimenti rischiamo di tenere fuori diversi lavoratori. La CISL non boccia in blocco tutta la finanziaria, nella quale vede ad esempio una certa attenzione al ceto medio e un rafforzamento, seppur non risolutivo, delle assunzioni di medici e infermieri. Il sindacato però scenderà comunque in piazza il 13 dicembre per chiedere miglioramenti di ciò che non va. L'appuntamento di Roma, in cui è prevista anche una folta rappresentanza veneta, rappresenta il culmine della campagna di mobilitazione Il cammino della responsabilità. La manovra è il primo tassello di un grande patto, una grande alleanza che noi abbiamo proposto al Paese, alle parti riformiste del Paese, quindi alle altre parti sociali, alle parti imprenditoriali e al governo, per traghettare il nostro Paese fuori dalle secche nelle quali si trova, ma soprattutto per gestire la fase che va oltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un modello di concertazione per unire le forze verso obiettivi comuni che ha un suo corrispettivo anche in Veneto. Dalle prime affermazioni che ha fatto il nuovo Presidente noi siamo molto fiduciosi che abbia colto il valore della proposta che abbiamo fatto, perché la nostra è complementare a quella nazionale, ovviamente dimensionata sul livello regionale, e il Presidente Stefani, devo dire che la prima uscita che ha fatto a Job Orienta è venuto al nostro stand e ha detto che lui condivide l'idea del Consiglio regionale dell'economia e che si farà. All'orizzonte c'è però già un interrogativo che genera più di una preoccupazione. Cosa accadrà alla nostra economia una volta esauriti i fondi del PNRR? Temiamo che finito l'effetto del PNRR ci sia il rischio di ritornare indietro, e invece noi pensiamo che bisogna avanzare, ed è per questo che al governo abbiamo proposto il patto della responsabilità. Già a luglio nel nostro congresso il Presidente del Consiglio Meloni ha aperto alla possibilità di ragionare, di discutere, per cui noi rilanciamo ancora una volta questa esigenza.